Bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus per oggi 23 maggio, partendo dalla tribuna di Treviso andiamo sui giornali trevigiani. Il ponte non era sicuro, noi lo sapevamo, ma una notizia che troviamo su tutti gli altri giornali, anche questa, super bonus al 110%, invece la finanza blocca altri 27 milioni da Casa Zero di nuovo nel mirino per il caso dei cassetti fiscali svuotati, 6 indagati e 5 società al centro delle verifiche giudiziarie. Ecco i nuovi mulini Mandelli, Bressan sfida per la rinascita, lo vedete nella notizia a lato. Rogo Debiline, l'azione è dolosa, la procura apre un'inchiesta e si parla ancora della hostess trevigiana che è rimasta bloccata in Arabia, e poi vedremo, il console si sta muovendo, come andranno avanti anche questa cosa. Bici, Prodi e Moser, la bike economy e il Giro in arrivo. E il Giro d'Italia che arriva a Treviso è comunque sempre una notizia che troviamo un po' dappertutto. Via i divieti, tornano le visite in ospedali e RSA. Notizia che arriva dalla prima pagina del Gazzettino. Mion, Ponte Morandi, sapevo del rischio ma non feci nulla. Alluvioni, l'allarme del Veneto, Palazzo Balbi, regioni inadempienti, noi le opere le abbiamo fatte ma la burocrazia ci rallenta, cosa che si sente regolarmente. È il Giro che arriva e si decide a nord-est. Poi c'è questo scontro vino nocivo in Irlanda, ira dell'Italia, è un attacco, si parla, quando si tocca il vino veneto succede sempre qualche casino in giro per il mondo. Per andare a vedere invece che cosa dice il Corriere del Veneto, piano per ridurre le liste d'attesa, sul piatto 30 milioni per pagare di più i medici interni e acquistare prestazioni private. Varie notizie sparse sulla prima pagina del Corriere del Veneto, ma la fotonotizia è dedicata allo sprint a Caorle, 2 volte le Dolomiti, arriva un giro da sogno, domani la prima delle 3 tappe venete. Noti i rischi del Ponte Morandi, anche il Corriere del Veneto dedica uno spazio a questo, a quello che ha detto Mion, sapevo tutto ma non ho parlato, avevo pure di perdere il posto di lavoro. E Ilaria arrestata in Arabia per uno spinello nell'auto che tra l'altro era di un amico. La pagina di Treviso di Notizie Plus, vedete che anche qui si parla del Giro d'Italia, viabilità e accesso alle strutture sanitarie, ben spiegato proprio per i 2 giorni, se uno deve andare a fare delle visite su che cosa si può basare. Anche qui arresti e spaccio nel weekend, i carabinieri hanno fatto man bassa di patenti, hanno arrestato delle persone anche per droga. E qui gli evasori stanati nel 2022, recuperati 20 miliardi, è un po' la notizia che abbiamo trovato anche in altri giornali su quello che le operazioni della Guardia di Finanza. Simpatica la notizia dell'emergenza gattini, l'associazione Gatti Vagabondi dice aiutateci, sapete che i gatti sono sempre un problema per molte persone che amano tenerli a casa. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa del 23 maggio di oggi della provincia di Treviso.